quarta edizione delle giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza, posta acuzie dalla medicina delle patologie alla sfida della complessità del paziente. Oggi nuovo appuntamento qui presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Oggi abbiamo fatto questo incontro scientifico che riguarda la nutrizione. È un argomento estremamente interessante in quanto parleremo non solo dei farmaci che hanno un ruolo importante e fondamentale sulla nutrizione, quale quelle già conosciute, le statine, le ezetimibe e altre sostanze che agiscono sul colesterolo, trigliceridi eccetera eccetera, ma parleremo anche dei nuovi farmaci cosiddetti nutraceutici. Sono degli integratori che i nostri studi sono inondati in questi anni e che hanno avuto una diffusione notevolissima in quanto hanno un'azione coadiuvante nella riduzione del colesterolo ma anche dei trigliceridi. Noi sappiamo che il colesterolo, soprattutto l'LDL, ha un ruolo fondamentale nell'indurre le malattie cardiovascolari, sia malattie coronarie sia che le malattie cerebrali. Oggi non si parlerà solo di questo, ma parleremo anche di nutrizione per i pazienti complessi, nutrizione sia enterale sia nutrizione parenterale. Spiego che cosa significa. Significa tutti quei pazienti che in seguito a episodi quali ictus oppure altre forme di patologie non sono più nella condizione di deglutire e allora hanno bisogno di una nutrizione farmacologica che avviene tramite o sondino nasogastrico, quindi la nutrizione enterale, o tramite la nutrizione parenterale per via endovenosa. Queste sono le due forme di nutrizione in questi pazienti. In ultimo cercheremo di parlare, il dottore Bianchini ci illustrerà quelli che sono i moderni rimedi per queste forme di disfagia. Quindi che cosa oggi siamo in condizione di poter mettere in atto per poter trovare una soluzione. Noi che lavoriamo in reparti di lungodegenza abbiamo fatto dei protocolli e seguiamo dei protocolli ben precisi sia di carattere riabilitativo ma anche farmacologico per poter ridurre al minimo e recuperare queste forme di handicap. Al secondo appuntamento delle giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza, oggi qui all'ospedale San Giovanni di Dio, l'illustre qualificata presenza del dottor Giuseppe Mulè che parla del ruolo dei nutraceutici. Ecco, cosa sono i nutraceutici? Magari per chi come me insomma, non è molto della materia. Sì, i nutraceutici sono dei prodotti che si preferisce non chiamare farmaci, che in sostanza sono delle sostanze contenute in alimenti dotati di proprietà benefiche per la salute. Vengono concentrate queste sostanze e presentate in una formulazione farmaceutica che viene chiamata nutraceutica, che è un termine, un neologismo che sta per una combinazione di nutrizione e farmaceutico, ecco, fondamentalmente. Sono dei prodotti che hanno, alcuni dei quali, soprattutto quelli utilizzati nel settore del trattamento delle dislipidemie, cioè del colesterolo alto, dei trigliceridi alti, che hanno dimostrato di ridurre efficacemente i livelli del colesterolo e per alcuni di queste sostanze anche dei trigliceridi senza avere importanti effetti collaterali. Tuttavia bisogna ricordare che alcuni di questi, soprattutto quelli più efficaci, in soggetti particolarmente sensibili possono dare degli disturbi come farmaci veri e propri come le statine. Quindi non per il fatto che provengano dalle piante, che provengono dai vegetali, devono essere considerati di per sé innocui. Quindi è importante, prima di assumere queste sostanze, consultare o il farmacista o il medico per valutare nel singolo caso se il paziente o il soggetto può assumere questi nutraceutici, questi integratori per i quali non è necessaria ricetta medica.